Allora, parlando di emergenze sociali, emergenze anche sociosanitarie, perché quando parliamo di Alzheimer qui si aprono degli orizzonti abbastanza complessi. Poi tra l'altro la casa di riposo non sempre è un'alternativa a cui uno può accedere, perché la retta diventa massima in linea generale, salvo che uno non rientri in particolari categorie quando c'è l'Alzheimer, perché richiede un supporto e un aiuto importante. Comunque il problema dell'Alzheimer voi l'avete affrontato, lo seguite, lo avete anche analizzato. Sì, Hauser affronta questi temi, diciamo, sociosanitari perché appunto essendo una parte, pur con la nostra specificità, ma una parte importante del welfare, inevitabilmente ci rapportiamo anche con queste problematiche del sociosanitario. Allora lì abbiamo più volte diciamo, chiesto, anche noi come volontariato, soprattutto alla Regione, ma lo chiediamo anche a livello nazionale perché è un aspetto nazionale, che alcuni costi che oggi sono a carico della persona interessata o della famiglia, in questo caso persona con morbo di Alzheimer, dovrebbero secondo noi essere a carico diciamo, della collettività, che vuol dire del sistema sanitario pubblico, perché l'Alzheimer è una patologia invalidante cronica. Da lì purtroppo la persona che entra in questo tunnel non ne esce più. Invece oggi questa patologia è considerata più un problema, tra virgolette, socio-assistenziale, quindi mancando la parte sanitaria circa il 60% dei costi sono a carico della persona o della famiglia, la famosa compartecipazione. Però questo Che in realtà, se avete rigore di logica, è inspiegabile perché, infatti, perché in ripeto, realtà stiamo parlando di sanità si pura, parla di quindi morbo di Alzheimer trattino patologia invalidante cronica. Non può non ci esserci, siamo. non può esserci equivoci qui. Questa patologia, secondo noi, come la demenza senile, che è un altro purtroppo aspetto che colpisce la persona anziana, dovrebbero, secondo noi, sia l'Alzheimer che la demenza entrare diciamo, dentro i servizi diciamo, sanitari e di conseguenza non più con la compartecipazione della persona o della famiglia, anche se si potrebbe fare un percorso graduale, perché io capisco sinceramente che sono costi pesanti anche per il bilancio dello Stato e per il bilancio della Regione. Però gradualmente o comunque ridurre la compartecipazione, secondo me, si potrebbe fare. Si possono fare risparmi, soprattutto sul versante dei sprechi nella pubblica amministrazione, e aiutare queste persone, aiutare queste famiglie. Perché poi i numeri sono molto chiari ed evidenti, cioè il costo a carico della persona o della famiglia mensilmente si aggira sui 1.500 euro. Perché sia che la persona venga ospitata in una struttura protetta, i famosi nuclei o RSA Alzheimer, o che sia accudita a casa, magari con la badante, comunque questo costo dei 50 euro al giorno praticamente la famiglia è chiamata, diciamo così, ad affrontare. E con questa crisi che colpisce praticamente un po' tutto il nostro sistema, inevitabilmente lì si entra proprio nella disperazione, oppure nell'abbandono della persona. Perché se tu non hai soldi per fare infatti quello è il assistenza, la persona discorso. viene abbandonata a se stessa, viene ghettizzata e di conseguenza si creano degli effetti devastanti per la persona, ma anche dal punto di vista morale per quella famiglia che si vede in difficoltà o che si vede praticamente dell'impossibilità di aiutare un proprio congiunto. Quindi noi abbiamo fatto recentemente appunto questo appello, diciamo, soprattutto alle forze politiche, quelle che sono dentro i palazzi del potere, affinché prendano in considerazione questa indicazione, non lo chiamiamo nemmeno proposta perché non sta a noi del volontariato fare proposte o fare rivendicazioni, ma queste indicazioni per, diciamo, verso queste famiglie, queste persone che oggi effettivamente sono in difficoltà e non ce la fanno ad affrontare questi costi. Qui ecco, ci vorrebbe appunto diciamo, un'attenzione maggiore, quindi evitiamo magari di fare progetti mega galattici, penso, siamo qui a Padova, penso all'idea di costruire un nuovo ospedale con costi che supereranno dal mio punto di vista il miliardo e utilizziamo magari qualche decina di milioni per aiutare queste persone che sono oggi in difficoltà, perché il nuovo ospedale si farà fra 7, 8, 10 anni, però nel frattempo noi abbiamo queste persone che sono praticamente alla disperazione. Poi sono previsti ancora, bisognerà vedere come andrà a finire, la questione è stata bocciata proprio di recente dalla Quinta Commissione per i tagli previsti al sociale, quindi ugualmente ci sarebbero delle decurtazioni importanti, no?
Sì, anche il bilancio della Regione, che non è ancora stato approvato, adesso proprio recentemente, come ricordava lei, è stato bocciato dalla Quinta Commissione, che è lo spieghiamo, la Quinta Commissione è quella preposta ad analizzare, diciamo, i progetti di legge, ma anche le stesse deliberazioni, insomma gli atti della Giunta, in modo particolare riferiti al sociosanitario. E hanno bocciato praticamente il bilancio, perché il bilancio della Regione è formato da quasi l'80% di costi sanitari e un pezzo anche di sociale, proprio perché ci sono delle incongruenze. E lì bisogna ovviamente fare uno sforzo, questo è un richiamo che mi sento di fare alla Giunta, ma anche al Consiglio regionale, affinché trovino il modo, insomma, ecco, di convergere tra loro, soprattutto tra maggioranza e minoranza, opposizione e chi governa, affinché effettivamente il sociale non possa avere soltanto quei 721 milioni che da anni sono sempre quelli. Il sociale ha bisogno di almeno 1 miliardo di risorse per poter aiutare queste persone, e che poi quando parliamo di sociale non è soltanto diciamo, individuabile attraverso la persona anziana non autosufficiente. Il sociale è individuabile attraverso tutte le fasce di età, dal bambino con handicap al giovane con difficoltà, alle persone che sono senza lavoro, perché poi lì si entra nel tunnel della difficoltà. Quindi il sociale è questo, diciamo, purtroppo sistema di difficoltà, di incertezza, e cui la Regione non può essere assente e sorda rispetto ai richiami, deve intervenire. Quindi il bilancio, la sede del bilancio, è un'occasione importante per individuare risorse nuove e soprattutto aggiuntive appunto a questi 721 milioni che annualmente la Regione spende per il sociale, ma che non vuol dire penalizzare il sanitario, perché il sanitario comunque ha delle risorse in grado di affrontare, diciamo, le eccellenze e diciamo, le cure necessarie primarie, ma è il sociale che è quello più penalizzato, perché se nella sanità spendiamo quasi 8 miliardi e mezzo, nel sociale ovviamente 720 milioni è praticamente una briciola e non dà risposta praticamente soddisfacente a quasi a nessuno, perché dà sì qualcosina, ma è quel qualcosina praticamente che non si vede, non si coglie. Ecco l'esempio che prima lei evidenziava dell'Alzheimer o della demenza, è un caso eclatante. Lì si paga, ripeto, 1.500 euro al mese per accudire. Ma anche dipende dalle strutture, in alcune strutture anche di più. Poi appunto sì, mediamente sono questi, poi sono strutture che hanno costi maggiori perché magari hanno un tipo di struttura più avanzata tecnologicamente, perché anche lì la tecnologia serve per diverse persone, ma erano più personali in grado di aiutare quella persona, quindi sono costi che aumentano. Però diciamo che mediamente sono 50 euro al giorno. Ecco, è preferibile per le persone che hanno questi problemi, dove uno potesse anche permetterselo economicamente, quindi sempre con questa premessa, il ricovero domestico, quindi chi ha l'Alzheimer, a casa oppure in una struttura protetta? E qui ci sono praticamente due opinioni che si confrontano. Ecco. Chi è più portato a dire che comunque tutta la fascia, diciamo così, di persone che entrano in queste difficoltà motorie o psicologiche dovrebbero rimanere nel proprio domicilio. L'altro pensiero invece dice che è bene che si rafforzino le strutture cosiddette protette. Io personalmente, anche per quel poco che conosco di questo tipo di patologia, in modo particolare l'Alzheimer, sarei orientato per la struttura protetta. Anche perché purtroppo quando si entra dentro quel tunnel lì, lo chiamo così, che non ne usciamo più, non c'è più un equilibrio, diciamo, sulla vita normale. Una persona confonde il giorno con la notte e viceversa, confonde la cena con la colazione, non individua più la persona, diciamo, amica, non individua più il familiare, c'è una regressione, praticamente ritorna all'infanzia. Quindi c'è bisogno e quindi c'è bisogno proprio di un'assistenza 24 ore al giorno. Perché e di personale qualificato. È di personale qualificato che quindi la badante della situazione, non è sufficiente, diciamo, il farmaco e, diciamo, l'assistente familiare, c'è bisogno proprio di una struttura protetta, anche perché la struttura protetta ha anche gli ambienti confacenti a quel tipo di patologia. Sono i colori che vengono scelti. Sono i colori tenui, ci sono i famosi giardini circolari, percorsi circolari, sono anche, diciamo, gli arredamenti, ma soprattutto c'è il personale che li segue appunto nelle 24 ore al giorno, perché appunto la persona entra in questa, diciamo, difficoltà e questa confusione, mettiamola così, e di conseguenza ha bisogno. Però ripeto, ci sono questi due filoni di pensiero. Chi
dice che è bene che ci sia sempre questo rapporto con il familiare, quindi con la propria abitazione, con la propria residenza, e chi invece ritiene che è più, diciamo, più proficuo per questa persona il famoso ospitalità, la chiamo ospitalità protetta. Se mi fa la domanda a me, io sono più orientato per questa ospitalità protetta, perché ho avuto l'opportunità appunto di visitare questi luoghi e devo dire che effettivamente quando appunto ci sono strutture, come ricordava lei, colori tenui, personale, i famosi giardini circolari, le essenze che devono essere tossiche, perché sono questi aspetti, possono essere delle banalità. Infatti no, ma ho visto anche i bagni che sono poi appunto i servizi che sono le stanze da letto, gli arredamenti, per non farsi male. Ovviamente l'attenzione del medico per somministrare il farmaco specifico rispetto a quel tipo di difficoltà, perché sono varie forme di demenza e di Alzheimer, gravi, meno gravi, certo. Quindi di conseguenza ci vuole appunto un farmaco più appropriato. E solo lì, secondo me, sono in grado di seguirli. Ma questo non vuol dire abbandonarli a se stessi, perché comunque quando uno viene ospitato c'è sempre un percorso che si fa assieme alla famiglia. Quindi si può benissimo, non dico magari tutti i giorni, ma periodicamente il nipote, la figlia, il figlio può benissimo, anche se purtroppo quella persona molte volte non riconosce più il proprio familiare. Questo a prescindere da dove si trovi, purtroppo. Però io credo che lì sia l'ambiente più confacente rispetto a quel tipo di patologia. A questo proposito voi come intervenite? Ecco, noi lì, quando facciamo queste convenzioni con le case di riposo, o abbiamo questo rapporto sul servizio di trasporto, perché ci sono persone che hanno bisogno anche di essere trasportate a fare dei prelievi, cioè che magari la casa di riposo non è in grado di fare, oppure anche per alcuni spostamenti, diciamo, anche ricreativi, insomma, ecco, magari si accompagnano al giardino oppure devono fare qualche visita, perché sono persone in grado ancora, diciamo così, di essere parzialmente non autosufficienti, quindi hanno bisogno di fare anche questi spostamenti, diciamo, culturali, certo. Possono essere spostati dalla casa di riposo magari al centro diurno o anche stesso al circolo dell'Hauser, perché non sono proprio completamente non autosufficienti, questo tipo di servizio, ma in modo particolare soprattutto quel trasporto, diciamo, tra virgolette, sociosanitario, l'analisi del sangue, la visita specialistica, perché lo si fa all'interno delle strutture ospedaliere, quindi il rapporto tra casa di riposo e struttura ospedaliera, facciamo questo tipo di servizio. E poi diciamo, l'affiancamento durante le ore, diciamo così, pomeridiane, dopo il pranzo, e quindi sta insieme magari, non so, per fare due chiacchiere, lo si accompagna fuori, fa la passeggiata nel giardino, quindi questo tipo di aiuto qui. Quello che noi non faremo mai è quello di assisterli, diciamo, dal punto di vista proprio socio-assistenziale, perché lì spetta il personale. Faccio un esempio, il volontariato non potrà mai imboccare una persona che è non autosufficiente in casa di riposo. No, questo lo dico per fare chiarezza, perché molte strutture ci chiederebbero anche questo. Noi non possiamo fare quel tipo di attività, perché sembra una cosa banale imboccare una persona. Intanto non è un bambino, e quella persona non autosufficiente deve essere imboccata dal personale preposto, dipendente di quella struttura, perché lui, quel personale, è in grado di capire la persona come va imboccata. No, io non lo saprei fare, ad esempio, ma nemmeno i nostri volontari, sempre che non abbiamo dei volontari che provengano da quel mondo. Noi abbiamo ex infermieri, ex addetti all'assistenza, allora loro sono in grado, ma devono avere appunto questo percorso di lavoro, di esperienza professionale alle spalle, ma altrimenti no. Quindi tutte quelle attività invece, diciamo, di accompagnamento, di socializzazione, di trasporto, queste le facciamo tutte, però non quei servizi che sono di direttamente competenza e di responsabilità del personale. Chiarissimo. Allora adesso voglio parlare anche del discorso delle pensioni, perché poi è un'altra situazione economica abbastanza pesante. Prima di affrontare quest'altro tema che anche là avete analizzato, vorrei andare in pubblicità così abbiamo modo di affrontarlo completamente. Allora, pochi secondi di intervallo, restate con noi, poi affrontiamo quest'altro tema scottante e abbastanza caldo.